La galvanoplastica ha introdotto un processo produttivo che ha cancellato il cromo esavalente dalla fase appunto di lavorazione e utilizzo di materiali al loro interno. Una cosa innovativa fatta anticipando obblighi di legge, ma una cosa che serve a salvaguardare l'ambiente. Quindi si può fare impresa, si può fare qualità, si può fare lavoro nel territorio anche con un'attenzione particolare all'ambiente. È un esempio secondo me da replicare, da illustrare, da far conoscere, perché al posto di trasferirsi, al posto di andare a fare dumping ambientale in paesi del terzo mondo, si è invece ripromesso di riguardare il proprio ciclo produttivo e di fare qua materiale appunto di qualità in maniera innovativa e utile per il territorio, salvaguardando l'ambiente e il futuro dei nostri figli.